Furti in casa della Marca, ladri in azione ieri sera a Maserata e Breda di Piave. Proprio a Maserata una famiglia si è trovata faccia a faccia con i malviventi. 67enne commerciante ambulante travolto e schiacciato dal suo stesso furgone in retromarcia. La tragedia stamane a Borso del Grappa. Incidenti sul lavoro, nella Marca mancano almeno 16 ispettori dello Spisal, risorse insufficienti a garantire la sicurezza, sindacati infuriati. Dopo il caso della bandiera veneta vietata allo stadio, oggi la Giunta regionale ha approvato un nuovo progetto di legge con fanone di San Marco obbligatorio negli uffici pubblici. Giovedì pomeriggio nel Duomo di Rossano Veneto i funerali della 74enne travolta e uccisa dall'auto pirata sabato sera a Castelfranco. Bancarotta fraudolenta e riciclaggio, 7 indagati della Guardia di Finanza di Treviso, l'indagine dopo il fallimento di una società immobiliare, sequestrato un capannone da 4 milioni di euro. C'è sempre una luce anche nel tunnel che sembra più buio, le parole di Manuel Bortuzzo, intervistato ieri sera in esclusiva a Ring, le speranze e l'ottimismo del giovane. Dopo i grandi ascolti della prima messa in onda, giovedì alle 21:15 vi riproporremo il documentario della nostra emittente Veneto in ginocchio sui giorni terribili della tempesta Vaia. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque continua senza un attimo di tregua l'azione dei malviventi della Marca trevigiana. Parliamo dei furti in casa, gli ultimi inquietanti episodi a Breda di Piave e a Maserata sul Piave. Proprio a Maserata una famiglia si è trovata faccia a faccia con i banditi. Trovarseli in casa, aprire la porta e vedere due persone in camera tua, io dico, ma fate qualcosa, benedetti del Signore, quando li prendete, fate qualcosa, non si può vivere così. Un lunedì sera in Balia dei Ladri, una borgata passata al setaccio. Golena del Piave, via Matteotti, a Maserata, poco dopo le 8. A casa Piaser, una delle figlie sente dei rumori nella stanza accanto, al primo piano. Si affaccia e si trova davanti 2 individui. In casa ci sono i suoi bambini, ha paura per loro, chiude distinto la porta, tiene la maniglia con tutte le sue forze e li costringe a scappare dalla finestra da cui sono entrati, su cui sono ancora visibili le impronte. Erano in 2 con un bel berretto, come abbiamo aperto noi la porta della stanza, loro sono fuggiti. Qui. Però è brutto. È brutto, è una cosa terribile. 3 giorni prima alla signora Elsa era improvvisamente morto il cane. Il sospetto è che l'abbiano avvelenato apposta per poi compiere il colpo. Ma forse era qualcosa di farmi capire, però al momento proprio all'oscuro non ho pensato. I ladri scappano, scavalcano la rete di recinzione di casa della sorella della signora Elsa ed entrano nel giardino degli Amadio in vicolo Ronchi. Pensavo che non venissero mai qui e invece sono arrivati. La figlia Giulia al rientro si ritrova davanti questa scena. Sulla scala usata per salire sul terrazzino al primo piano uno dei peluche di camera sua. All'interno il disastro. Ma il danno ancora più grave secondo me è che io ho una figlia giovane che ha una paura matta. Erano giorni che mi diceva che qui in paese venivano a rubare, è un mese ormai che sento tutte queste storie. E adesso il problema è proprio quello, il più grave, che quando ti vengono a casa dopo c'è il terrore per un sacco di tempo. Ma nella notte furti sono stati segnalati anche a Pero di Breda di Piave, in via Brigata Emilia, svaligiate le abitazioni di 2 fratelli, vetro rotto da una parte, infisso forzato dall'altra. Nel bottino sono finiti anche i risparmi del figlioletto più piccolo, con cui voleva comprarsi un nuovo videogioco, e delle banane trovate nel portafrutta. E adesso a Borso del Grappa l'assurdo tragico incidente che stamane ha visto vittima un 67enne. Ci troviamo a Semonzo, che è una frazione di Borso del Grappa, precisamente in via Semonzetto al numero 21. Ebbene, questa mattina alle 5:55, proprio dentro a questa abitazione, si è consumata una tragedia, una morte sul lavoro. Indagano i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa, è intervenuto anche il SUEM di Crespano. Vittima un 67enne, Dario Gasparini.
Per i carabinieri, anche con il passare delle ore, non vi sono dubbi. Si è trattato di un tragico incidente. Come detto, non erano ancora le 6 del mattino quando l'uomo che faceva il commerciante ambulante di latticini, come ogni mattina, aveva finito di caricare il proprio furgoncino che teneva parcheggiato a casa. Le cause di quanto accaduto nell'immediato dopo sono chiare a tutti. Il furgoncino in retromarcia si è messo in movimento sulla strada in discesa fino ad andare a schiacciare il commerciante contro un muretto vicino, procurandogli così il decesso. A scoprire quanto accaduto è stata la moglie, che non lo ha visto rientrare a casa per salutarla. Prontamente chiamati i soccorsi del SUEM di Crespano, intervenuto sul posto nell'immediatezza dei fatti, catalogando quanto accaduto come incidente sul lavoro. Gli stessi sanitari hanno effettuato una prima chiamata dal posto ai vigili del fuoco, chiamata poi ritirata una volta constatato il decesso, che è stato stabilito con il passare delle ore essere sopraggiunto per politrauma da schiacciamento. Sul posto per i rilievi di rito, come detto, anche i militari dell'Arma della stazione di Pieve del Grappa, che ci hanno confermato nel tardo pomeriggio che si è trattato di un tragico incidente. Dario Gasparin, che era nato in Svezia ma ben conosciuto per la sua attività, lascia moglie e 2 figli. A proposito di incidente sul lavoro nella Marca, mancano almeno 16 ispettori dello Spisal. I sindacati di categoria infuriati. La denuncia arriva proprio nel giorno del 18° anniversario della tragedia dell'Electrolux. 6:05 del mattino, 12 novembre di 18 anni fa, Electrolux di Susegana. Mentre nello stabilimento si avviano le linee di produzione, l'accensione di un cannello di saldatura sarà per un gruppo di operai l'ultimo atto di una normale vita di lavoro. Un infinito istante di fuoco investì una decina di lavoratori. Una non ce l'ha fatta, si chiamava Luisa Ciampi, è morta dopo 6 mesi d'agonia. Stamane il ricordo di quella tragedia, la visita alla tomba di Luisa al cimitero di Collabrigo, ma anche una riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiediamo a tutti di poter tornare a casa, lavoriamo per poter vivere, non dover lì morire, scrivono gli operai. Proprio nel giorno, e forse non è un caso, nel quale ancora si piangono vittime, nel quale i sindacati lanciano uniti l'appello per la drammatica situazione di carenza di personale negli Spisal, il servizio delle ULS che si occupa della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della salute dei lavoratori. A Treviso gli ispettori in servizio sono 16, ma all'appello ne mancano almeno altrettanti. Lo Spisal è in sofferenza, perché manca almeno la metà del personale. Dovrebbero essere almeno 32 tecnici per arrivare a quel fatidico 5% di controlli di vigilanza, mentre attualmente siamo a 16 e si è abbassato l'obiettivo di vigilanza a un 3, compreso di tutta l'attività amministrativa che prima non veniva nemmeno conteggiata. Se si controllassero tutte le aziende ci vorrebbero con questi presupposti oltre 25 anni, una situazione drammatica, denunciano i sindacati. Che non permette al tecnico della prevenzione di lavorare in modo dignitoso e fare prevenzione nei luoghi di lavoro. In Regione adesso con le importanti novità del pomeriggio sul fronte dei correttivi attesi per la legge sull'ATER, sulla edilizia pubblica, perché la Giunta regionale ha posto mano alle regole di assegnazione della alloggi di edilizia pubblica, introducendo i tanti attesi correttivi. Con un emendamento al collegato alla legge di stabilità, l'assessore all'edilizia pubblica e sociale Lanzarini ha portato oggi infatti all'approvazione unanime in Consiglio di 3 modifiche alla legge. Sono molto importanti, poi le svilupperemo anche nei prossimi giorni. Per gli inquilini ai quali è stato assegnato l'alloggio popolare prima della riforma, il tetto ISEE-ERP per conservare il diritto dell'abitazione popolare è di 35.000 euro, quindi il 75% in più della soglia di ingresso prevista dalla legge. Per gli assegnatari che hanno ottenuto un alloggio con la nuova legge, il valore ISEE-ERP di permanenza è di 26.000 euro, cioè il 30% in più di quanto era previsto prima. Infine, gli anziani over 65, nuclei familiari con un disabile o con una persona non autosufficiente conservano il diritto all'alloggio anche nel caso superino la soglia massima di reddito stabilita dalla legge, ed era appunto di 35.000 euro. Questi i 3 più importanti correttivi che sono stati presentati oggi e passati ovviamente in Consiglio regionale, dunque che modificano in modo importante quello che era il dibattito sulla appunto questione ATER, ovviamente
i riflessi e il dibattito e le reazioni anche a questa importante modifica nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto oggi la Giunta regionale ha approvato una proposta di legge che dovrà andare in Consiglio regionale, ed è una proposta di legge sulla bandiera del Veneto che nasce un po' anche dalle polemiche di Padova di questi giorni, la bandiera vietata allo stadio. Oggi ho ripresentato un progetto di legge che verrà approvato dal Consiglio regionale per l'obbligo dell'esposizione della bandiera negli edifici pubblici statali, le prefetture, le questure, tutti gli edifici pubblici e anche gli altri. Vedremo se anche questa volta il governo deciderà di impugnare la legge. Comunque se la impugnano la difenderemo ovviamente con i denti ancora una volta. Un progetto di legge approvato all'unanimità dalla Giunta regionale, quello presentato dal presidente Luca Zaia, secondo il quale questo provvedimento dovrebbe essere esportato anche in tutte le altre regioni italiane, come un gesto di considerazione dovuto alla comunità di un territorio. Quella riproposta dalla Regione è anche una legge che un anno fa era stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Pochi giorni fa, invece, ad un giovane è stato proibito l'ingresso allo stadio di Padova con una bandiera veneta. Direi intanto che è scandaloso quello che è accaduto. Stiamo parlando di una bandiera che ha oltre 1100 anni di storia, è l'unica bandiera al mondo che riporta la parola Pax, cioè pace al suo interno, e poi giù le mani dal Veneto. Non esiste che si vieta a un ragazzo di 16-17 anni, non ho ben capito, di entrare allo stadio perché la bandiera del Veneto con sé. È scandaloso quello che è accaduto. Il testo ora proseguirà il suo iter e sarà sottoposto all'esame e al voto del Consiglio regionale, così come si spera prosegua l'iter dell'autonomia del Veneto. Chi non è a favore dell'autonomia? Tutti quelli che sprecano. Sarà mica possibile che la Calabria ha un comune su 2 in dissesto finanziario e il Veneto nessuno. Io non ce l'ho con la Calabria, però dico semplicemente che autonomia è responsabilità, e guarda caso chi non la vuole è chi ha problemi con i conti. Bisogna controllare bene i conti, amministrare bene, eliminare le sacche di mala gestio, di mala gestione nelle regioni, e così si sistemano i conti pubblici, perché se tutti vivessero come i veneti, in Veneto con la finanza pubblica avremmo 200 miliardi di risparmi all'anno. E il progetto di legge che dovrà essere vagliato ovviamente dal Consiglio di esporre obbligatoriamente la bandiera del Veneto in tutti gli uffici pubblici torna a dividere, come fece un anno fa, la Marca. La bandiera del Veneto è giusto sia esposta negli uffici pubblici? No. Perché? Perché l'Italia ha una bandiera sola, pur essendo Veneto. Penso di sì, come quella italiana e come quella del comune, cioè per me va esposta. Il capoluogo della Marca è diviso fra favorevoli e contrari al nuovo progetto di legge della Giunta regionale. Siamo andati a vedere se in alcuni edifici pubblici più importanti del capoluogo è esposta la bandiera della Regione Veneto. In Piazza dei Signori, sulla facciata della prefettura, sono esposte quella italiana e quella europea. Non vi è traccia di quella con il leone alato. Più in alto, sul pennone della torre civica, sventola lo stemma del comune di Treviso. Nella facciata di Cassugana, sede della municipalità, sono presenti tutte le bandiere, oltre naturalmente a quella del comune. In Piazza della Costituzione le bandiere sono tutte presenti, la bandiera della regione invece manca a pochi metri di distanza nella sede della questura. Lo Stato è Stato italiano, quindi non è che ci sia Repubblica Veneta, è una forma così di passioni antiche. Ma negli uffici pubblici del Veneto può anche starci, credo che sia corretto, non vedo perché no. Adesso lo stanno contestando perché ci sono leggi, ma io veramente sono d'accordo, perché è la mia patria, cioè è la mia seconda patria. Bel segno di appartenenza al territorio. Si presume che il progetto di legge, già bocciato dalla Corte Costituzionale lo scorso anno, possa trovare qualche ostacolo. I timori indipendentisti, anche se un lontano ricordo, potrebbero riaffiorare creando non pochi imbarazzi. Dove? Negli uffici pubblici. Sì, dappertutto. Perché? Volevamo diventare indipendenti noi altri. Volevamo più a che fare con i romani. Non dare schei più a nessuno di tenersi noi altri. E che abbiamo già mantenuti tanti. O no? Torniamo alla cronaca. Fissati i funerali della pensionata travolta e uccisa da un pirata sabato sera a Castelfranco. Si svolgeranno giovedì pomeriggio nel Duomo di Rossano Veneto i funerali di Graziella Geremia, l'anziana di 74 anni, insegnante di matematica in pensione, morta sabato sera a Castelfranco Veneto
travolta in via dei Carpani da un automobilista che ha investito lei e la figlia Marta Brunello, dandosi poi alla fuga. La figlia è stata dimessa dall'ospedale, l'ultimo saluto alla madre è fissato per le 15:30. Intanto il conducente della vettura, che l'indomani si è presentato con il suo avvocato al comando della Polizia Stradale di Treviso per costituirsi, si dice ora addolorato, chiede perdono e attraverso il suo avvocato assicura che risarcirà i familiari. Ma, aggiunge il legale, ci sono aspetti da chiarire dal momento che l'automobilista continua a sostenere che quella sera procedeva a velocità moderata. Il 38enne è un cugino del sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon. Colto di sorpresa dalla notizia, non sapevo, si è limitato a dire il sindaco, la giustizia deve fare il suo corso. Bancarotta fraudolenta e riciclaggio, 7 persone indagate dalla Guardia di Finanza. Prima del fallimento della società hanno sottratto 822.000 euro ed un immobile industriale del valore di oltre 4 milioni. 7 trevigiani sono indagati, 3 con l'accusa di bancarotta fraudolenta, 4 per riciclaggio. È il risultato di un'indagine della Guardia di Finanza di Treviso che ha portato alla luce il meccanismo attraverso il quale gli amministratori di una nota società operante nel settore del mobile a Pieve di Soligo sono riusciti ad impossessarsi del denaro e del capannone della società prima del fallimento, a scapito dell'erario esposto per oltre 3 milioni di euro, le banche e i fornitori. Il denaro, oltre 820 milioni di euro, è stato distratto dai conti bancari dell'azienda. Più complesso il meccanismo attraverso il quale gli indagati sono riusciti a sottrarre l'opificio industriale del valore di 4.135.000 euro. Attraverso un giro di cessione di quote dell'immobile a prestanome, che in realtà non pagavano alcunché, l'edificio è stato fatto confluire nel patrimonio di una nuova società gestita sempre da prestanome ma di fatto riconducibile agli stessi amministratori che continuavano ad usarlo incomodato. Artifici contabili che sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza e che hanno portato la magistratura alle 7 denunce al sequestro dell'immobile. L'attività del mobilificio comunque continua, salvaguardando l'occupazione, ed è affidata al curatore fallimentare. Inizieranno il 18 novembre i lavori di messa in sicurezza della strada comunale San Vitale, che avranno lo scopo di mitigare il rischio idraulico. L'intervento si svilupperà lungo tutto l'asse viario e coinvolgerà l'intero sedime stradale. Verranno inoltre realizzate alcune piazzole per agevolare il flusso del traffico mediante un tombinamento del fossato. Subito dopo l'intervento di messa in sicurezza verrà predisposta la nuova rete di illuminazione su tutta la strada San Vitale, dalla strada vicinale fino a strada Canizzano. L'importo totale è di circa 200.000 euro. E adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla grande forza di Manuel Bortuzzo, ieri intervistato in esclusiva a Ring. Ormai sono quasi 4 anni che sono a Roma, però a Treviso ci torno perché innanzitutto ho i miei amici e quindi comunque... Vuoi salutarli? Assolutamente. Un bacio a tutti, Jack, Leo, tutti quanti. Ci vediamo presto a casa. I suoi amici di Treviso, di Morgano, quelli che lo aspettano per rivederlo, per stringersi ancora una volta attorno a lui. Manuel Bortuzzo ha cuore aperto a Ring nella sera del concerto che Trieste gli dedica per aiutarlo nelle cure. Una vita stravolta in una sera di febbraio a Roma nel modo più impensato, proiettili nel buio e quelle gambe che non si muovono più. Ma ciò che emana Manuel oggi è luce, forza e solarità. Anche nel buio totale, secondo me, uno spiraglio di luce, di speranza c'è sempre, no? E che a volte non bisogna fermarsi a quello che ti dicono, ma devi essere un po' tu a dover dire cavolo, io sono io, decido io per me stesso. La tenacia è premiata, un nuovo esame indica che la lesione midollare non è completa e che una speranza per il futuro esiste. Speranza, parola d'ordine della sua vita, non avrebbe altrimenti intitolato Rinascere, il libro che racconta la sua storia. Una propria vera rinascita, perché ho avuto una vita interrotta da un coma e un risveglio, quindi comunque una rinascita. Già dal primo momento in cui ho aperto gli occhi, che ho avuto il primo discorso con i miei genitori, avevo capito che era una vita diversa. Nonostante quello che è successo, mi sto riprendendo le mie vittorie, mi sto riprendendo tutto quello che un po' mi è mancato, in modo diverso, però sto ancora continuando a vincere qualche medaglia. Né odio né rabbia, ma consapevolezza, ecco perché alla lettura della sentenza di condanna per i suoi aggressori ha detto: questo non mi restituirà le gambe. Io in quel caso lì non è che pensavo, sai, sto soffrendo di questa cosa, io ti dico la verità come sta, la loro sentenza è che se ne prendono 5, 16, 20, 50, non mi restituisce le gambe, quindi fate come volete, tanto come loro ce ne stanno tanti altri, quindi voglio dire, prima o poi
bisogna fare qualcosa di più grande. Manuel non si ferma, va avanti perché vuole tornare a camminare e quel libro è il manifesto della sua forza. Ve lo consiglio, dai, fate un regalo, fate quello che volete, ma secondo me vi piacerà. Perché ho ricevuto tantissimi commenti di gente che se l'ha letto in 2 ore, che se l'è mangiato, che mi scriveva cavolo è già finito. Purtroppo sì, ma arriverà una replica, chissà. Eh sì, fra 10 anni come dici tu. Ma anche prima. Anche prima. Attenzione, qui c'è una notizia. Manuel, grazie davvero e grazie per la forza che ci dai. Grazie. Complimenti a Manuel, adesso apriamo la pagina delle notizie dal Bellunese. Ed un'altra buona notizia perché i serrai di Sottoguda, simbolo della devastazione della tempesta Vaia, vengono eletti luogo del cuore del FAI. All'appello del FAI hanno risposto quasi 8.000 cittadini e il loro voto preziosissimo ha contribuito a far eleggere i serrai di Sottoguda luogo del cuore 2019. Il FAI ha assegnato 10.000 euro per la rinascita del celeberrimo canyon distrutto dalla tempesta Vaia. In particolare verrà realizzata una rete di pannelli informativi che rimanderà per approfondimenti a una piattaforma multimediale con contenuti prodotti anche grazie al coinvolgimento della popolazione locale. I lavori di sistemazione dei serrai sono partiti a fine estate, ma la neve di questi giorni ha fermato il cantiere e non è l'unico. Lo stop riguarda praticamente tutti gli interventi in corso a Rocca Pietro e anche quello per la realizzazione di una diga antivalanghe nell'area sciistica Padon Marmolada e per l'installazione di esploditori di gas che arginano il distacco di Slavine. Ma in quest'ultimo caso, più che di maltempo, bisogna parlare di burocrazia. Siamo stati mandati in VIA, quindi in valutazione di impatto ambientale. La VIA è una procedura abbastanza lunga e tenebrosa. Si è voluto anche accertare che non ci fosse sul posto nidificazione di pernici bianche. Avete sentito bene, pernici bianche, che poi i sopralluoghi non hanno trovato. I lavori, pur in ritardo di un paio di mesi, sono stati avviati. Sono abbastanza arrabbiato e anche un po' scandalizzato da questo, ma questo è quello che i sindaci sono portati a sopportare e che il cittadino non sapendo non capisce, no? A chiarire la situazione interviene il presidente della provincia. I ritardi non sono stati causati dalla provincia, il sindaco De Bernardin dovrebbe saperlo, già che quel sito appartiene a Rete Natura 2000 ed è di rilevanza comunitaria, spiega Roberto Padrin, che dice il primo cittadino di Rocca che è stata la società Padon Marmolada a inviare solo il 22 agosto le integrazioni richieste a maggio dalla conferenza dei servizi. Agli atti degli uffici provinciali, contrariamente a quanto sostiene De Bernardin, pare però non ci sia ancora nessuna comunicazione di inizio lavori da parte della società. Avviata anche nell'ULS 1 la campagna per la vaccinazione anti-influenzale con testimonial d'eccezione. Il messaggio che lanciate oggi è importante. Beh, per noi, per le forze dell'ordine, è sicuramente importante perché noi siamo sempre a contatto con la gente, quindi rischiamo oltretutto di essere anche un mezzo di trasmissione dell'infezione. Negli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione, al quinto piano dell'ospedale di Belluno, c'era tutto lo Stato Maggiore delle istituzioni della provincia, dal questore assieme a tutti i comandanti delle forze dell'ordine, ai sindaci di Belluno e Feltre con il presidente della provincia, la presidente del tribunale, il procuratore capo, il vescovo e il prefetto, tutti pronti a scoprire il braccio per l'inoculamento del vaccino anti-influenzale, perché l'influenza, da non confondersi con le malattie da raffreddamento, è una patologia potenzialmente letale se contratta da soggetti a rischio e il virus si diffonde rapidamente anche attraverso persone che hanno frequenti contatti con il pubblico. Per questo i rappresentanti delle istituzioni sono stati eletti testimonial naturali della campagna vaccinale 2019 lanciata dal direttore generale dell'ULS 1 Rasi Caldogno e dai dirigenti d'area, che è già entrata nel vivo. È importante vaccinarsi innanzitutto per non avere la malattia, per non prendere l'influenza e poi soprattutto per evitare quelle che sono le complicanze dell'influenza. Una quarantina i decessi registrati la scorsa stagione in Veneto di soggetti cosiddetti a rischio, debilitati cioè da altre gravi patologie. Si stima che anche nella prossima stagione, tra la fine di gennaio e i primi di febbraio, l'influenza colpirà il 10-12% della popolazione bellunese in linea con il dato nazionale. I consigli per mantenersi in salute, oltre al vaccino, prevedono corretti stili di vita con una particolare attenzione all'igiene delle mani e delle vie respiratorie. Credo fermamente nel fatto che prevenire è meglio che curare, con un motto che ormai è abbastanza abusato, però la nostra presenza, la presenza di tutte le istituzioni, credo che sia un bel segnale anche su questo versante. Parliamo adesso della programmazione a partire da quanto accadrà giovedì sera alle 21:15, perché dopo i grandi ascolti della prima
messa in onda 2 sabati fa. Vi riproporremo giovedì alle 21:15, quindi in prima serata, Veneto in ginocchio, il documentario realizzato proprio da Antena 3, dalla nostra emittente, per raccontare i giorni terribili della tempesta Vaie. Quindi a grande richiesta, ce l'avete chiesto in tanti, rivedere appunto quelle immagini, quei suoni, quelle voci, quel racconto dei giorni terribili della tempesta Vaie. Quindi alle 21:15 di giovedì in prima serata rivedremo Veneto in ginocchio. Questa sera invece a 20:10, poco dopo, fra pochissimo, l'assessore all'ambiente di Treviso, Alessandro Manera. Prima di salutarvi vi segnalo invece un appuntamento che riguarda domani sera e che riguarda tutti quelli che vogliono capire qualcosa in più della questione autonomia. Autonomia nel Veneto, 2 anni di attesa, è un convegno che si terrà domani sera, mercoledì 13 novembre alle 20:30 al Centro Culturale di Resana in via Castellana 2. Si parlerà dunque delle ragioni di una riforma necessaria per attuare Costituzione e volontà del popolo veneto. Interverranno Simonetta Rubinato di Veneto Vivo, Roberto Visentin, Patto per l'autonomia Friuli Venezia Giulia, e Luca Azzano Cantarutti, Patto per l'autonomia Veneto. Dunque domani sera 20:30 al Centro Culturale di Resana. Autonomia del Veneto, 2 anni di attesa. Adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Il vortice responsabile del maltempo si allontana dal nostro territorio, tuttavia nella giornata di mercoledì 13 il tempo sarà ancora localmente instabile. Vediamo dove pioverà nel dettaglio. Sul Veneto al mattino piogge diffuse, la situazione però andrà via via gradualmente migliorando, con ancora qualche piovasco sui settori montuosi, ma entro sera sarà asciutto un po' dappertutto. Ancora acqua alta a Venezia con picchi di 130 cm, neve copiosa sulle Alpi dai 900 mm. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo condizioni ancora di tempo perturbato con temporali diffusi. Vedete, anche in questo caso però migliorerà in serata. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra i 15 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, ancora con qualche residuo fenomeno in giornata, localmente nevoso dai 500 metri di quota. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sugli 8 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.